Eccoci qua, amici del Fantasio, buon pomeriggio. Sono riuscito a liberarmi un pochino, quindi adesso facciamo a fare un po' di pomeriggio con il Re Fantasio. Allora, ci abbiamo tutta la zona nuova da esplorare, ci abbiamo la nuova missione da fare al Tempio del Drago. Questo villaggio conviene un attimino esplorarlo. Allora, zone nuove, cose nuove, posti nuovi. Allora, vediamo un po' da quest'altro lato cosa c'è. Ah, un attimo soltanto che metto le chat. Just a seconds. Ecco qua. Ok, così vi vedo ancora meglio. Allora, tengo pure un'occhiata per OBS. Allora, innanzitutto penso possiamo prendere un po' di mag qui. Ok. Siamo piccini piccini. E su 1000 punti. Ok. Allora, vediamo un po'. C'è una taverna qui al Cervo d'Oro. Salve. Ok. Qualcos'altro? Ok, c'è un frutto particolare, ok. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, ci sono tutti i negozietti qua giù. Sembra da qua. Per di qua. Ok, armi e armature sono qui. Salve. Allora, innanzitutto dobbiamo vendere. Allora, armi. Sento una voce nella testa. Ok. E abbiamo un po' di sconto nei negozi. Allora, due bastoni. Verga di Rosen. A Verga Rosen. Ok. Tu c'hai belle cose. Devi avere delle gran belle cose. Sì, sì. Mm, per l'impostore, ok. Aumenta la potenza delle tecniche sintesi che costano 0 PM. Mm, 82. Questo è per il ladro ed è molto più potente. Questa anche di più. Aumenta i danni inflitti ai mostri di tipo vegetale. Allora, questa la prendiamo, però prima aspetta. Prendiamoci tutti gli oggetti che ci possiamo vendere. Allora, vediamo un attimo con le classi come sono messi. Allora, noi dobbiamo allenare prima questo qui e poi passare subito al comandante. Allora, mettiamoci il comandante, così vediamo l'equipaggiamento già per lui. Se possiamo farmare un pochino, male non è. Stroll così, Alkenberg va bene. Batman va bene. E Yuna.
e Yuna a questo punto io ti farei allenare in qualche altra cosa, così c'hai anche qualche abilità da poter ereditare. Ok. Allora, partiamo così. Questa la compriamo perché ci andava bene col viandante. Poi questo è per il guaritore. Questo è per il tiratore, che potrebbe servire. Ricompriamo direttamente questa qui. L'equipaggiamo anche. I pugnali per l'impostore possiamo vedere dopo. 2,88 e previene la furia. Ok, e già non abbiamo più soldi. Ok. Va benissimo così. Allora, vediamo le armature. Cazzo, un bel po'. Tutte le statistiche più 3. Una strana veste benedetta dalla luna. Aumentate molto l'illusione contro l'oscurità. Allora, questa la compro e gliela metto a lei. Maschera danzante, guaritore e mago. Poi ci dobbiamo vendere a sto punto. Quanto ci conviene vendere? Allora, facciamo così. Tanto sono messe per classe. Allora. 900. Vorrei forza più 3, magia più 3. Il gladio. No, qua non conviene. Qualcuna che ho a doppio. Allora, una di questa la possiamo vendere. Questa no, devono andare bene due di queste, però va bene, va bene. Tanto adesso tra queste e varie comunque la possibilità di avere qualcosina di soldi la troviamo. Allora, avete qualche oggettino nuovo da queste parti? Allora, vediamo un po'. 200 PS. Sono alleato da KO. Allora, io so che ti dico, un paio di questi. Ecco qua, ma a posto. Bene, tutti i soldi accumulati non ci sono più, va benissimo. Allora, a questo punto poi c'è. Ci sono questi negozi giù. Volevamo salire anche qui. Allora, ci sono negozietti qua. Bene. Armi. Ok, dobbiamo far salire la saggezza per parlare con lui. Ok, gioco. Dai, su. Dai. Allora, tu vendi carne. Ok, va benissimo. Quindi non possiamo fare niente. C'è un altro venditore qui.
Seme di foglia luminosa eroica. Cazzo, 2005. Va bene. A sto punto abbiamo lì c'è Mor. E noi dobbiamo andare di là, quindi dobbiamo salire le scale che ci sono qui? No. Quindi ci conviene andare direttamente per di qua. Allora, tu vendi acqua cristallina, vendi anche 3 bevande alla frutta. Riesco a fare 3000 in qualche modo? Sta qui tanto poco, 170. Ok. Sì, compriamoli, solo che comunque dobbiamo andare a fare il dungeon. Allora, quindi dobbiamo andare di qua. Ovviamente non c'è un posto dove danno le taglie. Allora, ma senti quando gli uccidiamo il drago. Le carni di Graco. Sarebbe le carni di Greco? Le fa Francesco? Due di questi. Io li prenderei con sommo piacere. Ma allora. A sto punto, sì. Dobbiamo ripartire. Allora, quindi mo ci sblocchi direttamente l'accesso al tempio. Allora, noi dobbiamo andare là. A posto. Quanti giorni? Ci vuole un giorno. Allora, aspetta un attimo perché a questo punto io voglio vedere una cosa. Se il gioco ha dato già altre queste in giro. No, è bloccato, dobbiamo andare per forza almeno una volta lì. Allora. A sto punto. Vai. Allora, approfittiamo come sempre del tempo libero cucinando qualcosa. Carpacci tua. Nudoli invincibili. Più dolce del veleno. Ripristina 200 PM e cura avvelenamento. 100 PM è bello grosso. Allora, iniziamo a fare questo. Meno così con i PM, caso d'emergenza con qualche boss fight ce ne servono un bel po'. Ok. Nuovo piatto, a posto. E ne abbiamo uno, poi vediamo un attimino di farcene qualcun altro. Allora. Allora, io un po' di bucato, per un altro po' di PM, lascia fare.
そういえばだが bravo, bravissimo. Ok, 3 PM. 5.000 denaro, ottimo, a posto. 群島域の複雑な海流を越え見えてきたのは竜宮神殿。ビルガ島の北無人の離島に佇む竜神を祀る神殿である。上陸前 Credo か che ら adesso ci 早くも faccia vedere il luogo la prima volta, 探 ci 索 fa は capire la situazione, ci dà il legame là e poi si apre con queste e cose 輝 varie. かしいマグラが渦巻く島の O 岸 se 辺 invece vuole essere affrontato stesso 身を寄 adesso. せていく。到着ね。潮の流れがいいのか、思ったより早かったわね。どうした兄貴、迷いか？違う。それよりあいつら気にしろ。槍を持ち逃げする気かもしれない。心配しすぎだろ。兄貴は疑い出すとすげえな。あれが竜宮 Che 神 bel 殿か。 tempio. 思った通りね。昔資料で見たこの感じ。 間違いなく遺跡 Sai だ。 che dentro c'è qualche rivelazione di trama. この中を誰にも見せないため Dai, か dai. もしれない。別に見たくもないけどね。予想通りマグラのよどみがすごい。なんかきっと怪物だらけよ。強化現象、一体何なんだろうな。厄介事を抱えた時に限って出くわす気がする。実際無関係じゃないのかもな。魔法は魔導機なしでも使えるわけだ。言い換えればマグラは人の心だけで操れるってことだろう。人の心が引き起こしていると言いたいのか。おい、長話してる場合か。とっとと行こうぜ。そうね。今は急ぎましょう。 Ok, allora. Vediamo un po'. Allora, visto che qua ci fai salvare, facciamo comunque un altro salvino qua. Allora, cosa ci avete da dire? Va bene. Salve. C'è un albero. No, in realtà è un umano. 入り口が。 Mm. これはどういう状況だ。これって巨木だよね。なんだか妙にマグラを感じるけど。力ずくでどかすしかあるまい。 No, mi sa che non si fa niente. 歯が通らん。樹木って硬さじゃない。強 Mm. 化のせいか。しょっぱなからだらしねえな。ちょっとどいてろ。 Che succede a te? どうした？ Stai risvegliando il potere? ちょっとふらついただ。兄貴。体が熱い。なんで？ちょっと見せてみろ。 Ok, Asino hai che preso non ha qualche infezione? で炎症もひどい。なぜこんなになるまで黙っていた。俺のことはいい。真っ先に。傷で出た熱は命に関わるぞ。引き返すべきだ。 Ho detto che questi rompevano i coglioni se venivano すぐ消 appresso. えよう。走りよ。俺の言うこと聞けないのか。あんた、自分が死んでもいいと思ってんなら許さないわよ。ちゃんと人を頼りなさい。 Non rompere i coglioni, ci fermiamo un giorno e tu ti devi un attimo riposare. 兄貴の命令でも今回ばかりは聞けね Ecco, adesso svito. 1, 2 e 3. Ecco, è svenuto.
里に戻りましょう。一刻を争うわ。その転移魔法を使うしか。dillo avanti allora. 見られちゃうのは。でも今回は仕方ないよ。どの道このままじゃ神殿に入れないし、方法がないかについても誰かに聞いてみましょう。バジリオ、凱旋者の寝台へ運んで。あと出発したら絶対部屋出たり外見たりしちゃダメよ。ぶっ飛ばして帰るから。わかった？え？おう、はい。なあ。Ok, l'abbiamo salvato per il rotto della cuffia. Ok. ありがとう。 C'è un alberone davanti. Pozione dell'avvizzimento. Mm. わかった。 Ok, dobbiamo trovare. O potrei chiedere all'informatore al cervo d'oro. A Batlin. Na. Ecco, sì, 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 resta tu, resta tu. Sì, ti togli un attimo dei piedi e noi ci possiamo muovere un attimino meglio. Ah. No, vogliamo solo uccidere Luis, ma per il resto non ti preoccupare, siamo persone fidate. Nuovo giorno e adesso si apre. それにしてもでもそうだな。 Ok, allora. 集中しよ Ok, abbiamo 17 giorni. Devo recarmi al Tempio del Drago per recuperare Draco Dios, la reliquia divina che Luis desidera, senza dimenticare la promessa che ho fatto a Edini di salvare la sacerdotessa dell'isola. Ottieni Draco Dios. È iniziata una missione con scadenza. Puoi stabilire un tragitto per il Tempio del Drago dalla tavola rotonda del tuo trasvettore, che ora è parcheggiato sulla spiaggia dell'isola Virga. Fai attenzione al clima afoso della zona dell'isola Virga. La sacerdotessa Eufa è intrappolata nel Tempio del Drago. Salvala e recupera Draco Dios prima del giorno della partenza verso Altaburi. Ok. そうね。 Allora, prima che iniziamo mi assento solo un attimo, torno subito. E rieccoci qua. Allora, vediamo un attimo. Sì, c'è una quest. C'è una quest. Allora. Possiamo anche tornare nelle altre città? どこにしようか Non sembrano esserci どこにしようか altre quest in giro. Lo facciamo così. 行こっか。 Andiamo qua così magari andando in città poi sulla mappa le fa vedere. Se ci sono. Allora. Andiamo, vediamo pure per qualche taglia. Allora. Eccola qua. Questa è Kropos, il capo della banda.
Devo abbattere Psychropos, che si trova nel covo della canaglia a sud-est di Grand Trad. L'informatore che frequenta l'Ape Silente a Grand Trad dovrebbe saperne di più. Ok. Ok, dacci la taglia. Ok, e ci abbiamo una taglia. E abbiamo due zone nuove. Ok. Allora, a questo punto le taglie le abbiamo viste tutte. Abbiamo la quest del pescivendolo. Quindi visto che siamo qui, ci sarà il pescivendolo con la pioggia? Ok. Mm. Questo è il mercato. Qua c'è proprio la zona mercato. No, qua. Ok. Allora la missione lì cosa dice? Incarichi. Forniva da un pescivendolo vicino alla Gran Cattedrale di Grand Trad, quindi è qua. Forse non c'è con la pioggia? No. Ok, dove essere? Dove essere? Magari è qualcuno qua? Magari sei tu? Una ciambellina antistress, dammelo. Allora, i negozi sono questi. Quindi state tutti quanti a prendere in giro col pescivendolo. Ma non vorrei che è buggato il pescivendolo e non si parla. Andiamo, posso mai avere dubbi per ogni singola cosa. Allora. Vediamo qua se per caso c'è qualche altra quest. Sembra proprio di no. Allora, vediamo se qua riusciamo ad entrare. Ok, nella taverna qua adesso sì. Grazie mille. C'è qualche altro negozio qui? Vediamo un attimo. Allora, in zona cosa c'è? Non penso che ci sia. Qua il trasmettore dovrebbe essere qua, quindi a meno che non ci sia un'altra zona. Proviamo un attimo a girare senza il teletrasporto. Allora se ne andiamo di qua. Qua andiamo zona cattedrale. Ok. Di qua c'è la strada che porta al mausoleo. Di
Qua andiamo sulla strada principale. Allora, innanzitutto vediamo se hanno qualche pezzo nuovo qua. Ne abbiamo sia sconto che più oggetti. Allora, già. Già, questi sono ottimi. Forza di gruppo del mago. 78.000. Allora, a sto punto ci conviene fare. Torniamo qui. Ci sono due queste qua. Ok. Allora, quindi facciamo. No, non ti preoccupare, stiamo facendo varie cose. E dobbiamo far salire la saggezza, ok. La luce sta andando? Sì. Allora, salve. Ok, vediamo un po'. Anzitutto te. Pinnacolo della fede cieca. Va bene. Leogron. Radici ingioiellate eroica. Aumento del coraggio 60.000. Ok. Quindi ne abbiamo una. Ne abbiamo due. Permesso. Va bene, tanto riusciamo ad andarci pure velocemente. Allora. Questa qua la possiamo fare velocemente a sto punto. Perché dovevo passare innanzitutto all'ape silente per il confidente qua del mostro. Ora al signor Giovanni. E c'hai belle cose tu allora. Tu di questo cosa sai? Acquarida. Nell'emporio di Viale Ombrato. Ok. Ok, questa possiamo vedere anche di farla. Poi abbiamo Mostri del Mausoleo. Va bene. E questi sono quelli che abbiamo fatti prima. Ok. Va bene. 2000 per il mostro uccellone. Sì, sì. Lance archi e dobbiamo eliminare prima lui e poi i maghetti, altrimenti si incazza. Ok, va bene. Vediamo pure questo. Ok.
Per il momento abbiamo letto tutto. Allora, dobbiamo andare al negozio di oggetti. すぐに行こ何かしら。 Costa 500. これ Ok, ottimo. Poi andiamo al negozio e ci facciamo valutare l'oggetto. Mm. Ah, voleva fare il furbo. そうね。じゃあ Giustamente non lo posso far valutare. A sto punto ce ne torniamo indietro e vediamo addirittura di... Allora, qui è apparsa un'altra quest, non c'era questa prima. Pietre di cielo e terra. Ok, tanto dobbiamo andare là. E dobbiamo trovarti le 3 pietre. Ok, ne basta una, ma se le troviamo tutte e 3 ci dia un bonus. Ok, intanto noi già dobbiamo andare là. A posto. A sto punto possiamo consegnare qua. Ah, buono. Vai. Ricompensa, quindi mo si aprirà un negozio qua a breve. Cristallo scintillante. 4 punti saggezza. Ok, allora vediamo un po' l'oggetto questo qua preso cosa fa. Tutte le statistiche più 4. A questo punto allora vediamo un po'. Eccoti qua. Salve. Ci facci la pozione. Ok, ottimo. Sì, infatti ci facciamo prima le taglie altro.
Ci serve un po' di esperienza in più. Allora, そういえば mantieni il villaggio. Ok, si è sbloccata un'altra quest. ありがとう Ok, che è successo? 実はね、島の人に力になって聞いてみたら、沖にあるあんたへの報酬はどんな Ok, no, tu sblocchi la 人の classe. 心をつかむコツとかでね、怪物がいるそこへ住 Tiro んでる della 蛇に sapienza. 遺体を捧げると。でも最近その蛇をそんな顔見たらおちなみにもしかどうちょっとやる気にならんでねやるなら 倒そう。 Ok, no, ma andiamo a fare subito questo. 用意しとく重要な依頼だ。 Ok, andiamo dall'informatore. 場所はここ Eccola qua. 迷宮か。 Ok. 行くときは Ottimo. Allora, qualcos'altro? No. No. A sto punto. Informatore. Quindi andiamo nel locale qua. Signor informatore. Salve. Signor informatore, lei ha un sacco di cose. Allora, vediamo un po'. Bene. Ah, scopri di più sul segreto della bancarella in via dello Zefiro che vende solo erbe. Eccolo qua. Lo conosciamo. Ok. Adesso è un amico in comune. Subito preso la pizza. 知りたいか Ok, c'è un nuovo posto. Minchia, girone. 迷宮か。 Cazzarola. Una bella camminata questa. Saranno uno. 村か。 Perché poi 迷宮か。 noi qua già adesso ci dobbiamo andare per la quest. Quindi ci fermiamo qua. Fermiamo qua. Anche sono 2 giorni. 野営地か。 3 giorni. Ok. Ok, dobbiamo metterli nelle retrovie. Attacchi fuoco e perforante, ok. Scambi locali. どうも Cioè silento. Va bene. Ok, uccello mostruoso del sentiero. 知りたいか Mm. ここだけの話
attacchi tranne quelli magici. Sappiamo che teme il fuoco, ma nessuno finora lo ha mai sconfitto. Dobbiamo restare attenti a non finire assiderati, ok. Spade e lance non hanno effetto. Ok. Gli avento verdi deboli al fuoco, gli altri no. Ok. Allora, a questo punto dobbiamo decidere un attimo il da farsi. Però io a questo punto io farei anche un'altra cosa. Non vorrei che 行きましょci possa essere qualche altra notizia da qualche parte per qualche altra zona. Tu c'è questo. Vabbè, a sto punto. Ok, va bene. Visto che dobbiamo girare nella zona qui, poi andiamo a vedere dall'altro lato. Potrebbe salire Maria e ci dà sempre dignità del guaritore. No, a sto punto ci conviene fare. A sto punto ci conviene fare. Andiamo al trasvettore. Salviamo. E decidiamo un attimino dove andare. Allora, no, in realtà aspetta un attimo. Noi non dobbiamo partire da qui, ma dobbiamo partire da qui. 行こう Quindi dobbiamo un attimo spostarci. Allora, salve bambino o bambino, ragazzo sospetto. 行こう Allora, こいつの出番ってことだな。さて、treno. C'è pioggia, quindi resistiamo. Allora, a sto punto そこっ sono て 3 giorni. 気は進まんがだけどそこなら Mm. Allora, andiamo. Andiamo. Dobbiamo completare questa e fare punti esperienza, quindi. 何しようか。 Allora, da cucinare non credo abbia la possibilità di fare qualcosa. Carpacci tua. Lo stufato improvvisato. Facciamo carpacci tua. それはムムいいか Ma il sabato del villaggio così? Sì, sì, sì. Fabio è venuto proprio da sé. Ho detto come lo chiamo oggi? Il sabato del Fantazio. A posto. Buon pomeriggio, dottor Fabio. Allora, ho cucinato. Andiamo in bagno perché andare in bagno è importante. Lascia fare. Cappatina in bagno. La doccetta. Doccia un po' più lunga del previsto. 100 punti presi. Ok. Allora, che ci conviene fare oggi?
fare un po' di coraggio. Coraggio. A questo punto coraggio a 4 io lo inizierei a portare, sai? すまない。 Ho capito. まあなあ Io sto cercando, ma non trovo. じゃあ O dobbiamo trovare qualcuno di specifico con cui parlare. それなら よし Va bene, grazie mille. Beh, già arriviamo sulla prima isola. 近づく Sì, ho speso tutti i soldi per finanziarmi questa spedizione. Quindi ma adesso faccio il giro lungo delle isole, cerco di abbattere tutti. 古くからのムツタリの E 風習 tra queste completate e un po' di farming riesco ad ottenere un po' di denaro. Ho speso tutto. Ho comprato tutti gli equipaggiamenti. 土地や民族が変われば忌むべき因習も真実となる複雑な思いを抱きながら一行は Ok, siamo arrivati al primo luogo. どうする？ Il sentiero della sapienza. Sì, sì, fermiamoci. Perdiamo qualche giorno in più, tanto ci sono 2 settimane per la quest principale, quindi abbiamo un pochino di ここ tempo. か。そうよ。それにしても Vabbè, ognuno ha i riti suoi, lascia fare. 行くわよ。 Allora, entriamo sì a Menar. Allora, come al solito, volendo ottimizzare, どうする iniziamo ad andare, ecco, con la classe del comandante, così vediamo di farla salire, che ci serve generare a livello 15 per la quest. E quelle le dobbiamo assolutamente completare. Quindi, わかったわ。 salvettino tattico prima di entrare. Salvataggio extra perché Chu is medical one. E si entra. 行こ Allora, mo vediamo. Dovremmo essere abbastanza allenati per poter resistere qua dentro, quindi う。ここ。 allora andiamo a vedere se c'è qualche entrata segreta e di fatto a posto. Ma sono chiamato. Oh, attenzione, 敵がい ci る sono な i pippi baudi di vermi. 気づかれたわ。気をつけてね。 Suca. ついた感じがする。 A posto. E voi venite shottati. Allora, qui cosa c'è? やったいいぞ Uno zaffiro. E ci piace. Un zaffiro su soldi. Quindi è cosa buona e giusta. Poi qui dentro c'è いいわね。 maschera bianca imperatrice. Anche se dobbiamo ancora capire come sbloccare la creazione di altre maschere. Ma iniziamo a prendere i materiali che ci possono servire. Un comodo elmo fatto su misura. Resistenza più 4. Va bene così. Ci resta l'ultima cascia. いいな。 Radice ingioiellata. 3000 punti esperienza. Aspetta, io già so che uso farti fare. この技があれば A posto. Quindi abbiamo anche i colpi infuocati che servono contro i nemici in questa zona. Formazione vigorosa. Sposta tutti gli alleati in prima linea e ne aumenta di 3 livelli l'attacco per 2 turni, che non è male. Questo blocca tutte le barriere, va bene. Ok, e già questo posto ci è risultato molto utile. Quanti piani sono? È solo un piano, ok, va bene. よしいいぞ
Maschera bianca imperatore. Dice che ci sono dei nemici qua. Eccoli qua. Madonna lo schifo, lazy. Però comunque riusciamo ad abbattervi già così. Ok, sono tutti punti esperienza gratis. Vabbè. Salve. No. Dai. Dai, esci fuori, dai. Maschera danzante di livello 6. まだ強くなる No. いいもの発見 Reliquia con muschio. Gioco. Ocio. Ocio, non grattare. Madonna, se sta grattando. Legno di Malnova. Salve. これは役に立ちそうだ。 Minchia, bei punti qua. Allora, continuiamo da quest'altro lato. Qua possiamo farmare un pochino tranquillamente. No, c'è un altro piano. Ok. Allora, vediamo prima dall'altro lato cosa c'è. Quindi di qua. Poi ci dovrebbe essere qualcosa di qua. Salve. やるじゃないか Oh, 拙者もまだ強く level なる up.敵がいる No, qua si può farmare un bel po' di esperienza, Attenzione. Gambo di mais. 捕らえた詰めるよ Dai. Ah, pezzettino di cacca che non sei altro. 役立ちそうだ。 Rimedio miracoloso, 400 punti salute. Ok. E qui c'è qualcosa in alto dove possiamo poi riscendere. Ok, allora. Qua dentro c'è una cosa, qua però c'è uno scarabeo. Salve buon uomo. Va bene. Di qua si scende. E di qua c'è un'altra stradina. Passaggio segreto. Ok. 敵がいるなこのまま落ちる Vabbè, va bene, va bene, va bene. Ok, c'è la zona in basso. Quindi di qua. 捕らえた さすがだななあ 確か Mm. Ok, comunque ci ha dato 5 oggetti per lo status. Ok, allora. Qui è da dove siamo arrivati. Di qua il passaggio è chiuso. Poi possiamo arrivarci. Di qua. そこから かっこいいじゃん接近戦だ いいもの発見 Va benissimo così. やっておきましょう Ok, di qua ho pulito tutto. Si potrebbe andare dall'altro lato, ma molto probabilmente c'è da fare il giro giù. Vabbè, comunque uno shortino già l'abbiamo aperto qua. Già questa è cosa buona e giusta. Poi andiamo prima di qua. Oh, 捕らえた cicciolino, cicciolino. No, cazzo. No. No. Aia. Ok, questi qua mo
si devono un attimo fermare, eh? La madonna, shottato. Ma che stai dicendo? Che è un pochino esagerato, eh. No, tu resisti. Però sei debole al vento. Va bene. Lo facci tua se fanno male questi. Allora, facciamo che il vento もう敵はいないみたい venteggia. 先に進むよ敵は倒す Allora, quindi loro deboli al vento. Ok. どうする Allora, se siete deboli al vento, ci attrezziamo così. Tu. Ti tengo il patra perché può servire. Tu non hai abilità ereditabile, almeno che non ti sblocco qualcosa. A questo punto preferisco fare così. No, aspetta, fermati. なるほど、興味深い。これはね、いいか？ Tanto 450 su pure poco. 頼んだ。もちろん。 E lei dovrebbe avere a sto punto 行くわよまだまだ上を目指すわ no eredità いいか？いいか？ Ica? Ok, a posto così. Ah no, ma tu già ce l'hai comunque. A questo punto ti metto dei. Tu così c'è vento. Tu ti prendi i danni, tu c'hai vento e noi, come gli stronzi rimanemmo a guardare. Cicloncino medio e punto di magia. A posto. Se lo siamo a viaggiare qua un attimino meglio. No, sbagliato. Sbagliato. Porca la miseria. Vabbè. すぐ楽にしてあげる会長マスクド熱風ちょっと余計 No, cazzarola. この身に宿れ。戦場の行方を読み切る。行くぞ。風よ。避けられた。 No. Brutto gesto. Ci sta. この力で効果よ Ok. 死の誓いとくらいやるじゃん Ok. Allora. 敵の増援なし先を急ぐわよ Vabbè. Comunque ce la facciamo. Allora, devo solo vedere un pochino di ottimizzare. 捕らえた。 Voi ce la facciamo. いい感じね 敵がいるな。 Devo stare attenti solo agli uomini pesce.
11. Ok. 安 Stato 全よ segreto qualcosa? Niente. 異常なし見つかったみたい敵がいる。Oh, 接近戦だ。前へ。先制攻撃だ。王者の a 魂 punto をここ questo に。 fa. 歌姫の王者の魂をここに吹き荒れよカンフーマスター。叩き潰す。残り一つ。状況をセット。 Ma si consuma tantissimo. Ancora farmabile la zona, eh. こんなとこだな。よし、成長したぜ。よし、敵はもういないな。 Allora, c'è un gattino. C'è anche uno stronzo. 捕らえた。 Girati. Girati. Dai, girati. Girati, dai. 接近戦だ。こっちだよ。風よ。特別見てなさい吹き荒れよ Così. 貴族として。 Ok. Non spendo tantissimo. 勝ちよ Un botto di punti. 敵は Ok, もう残っていない va bene. しばらくは安全 A parte che c'è quel punto là. Quindi andiamo un attimo indietro. Dai, dai, che voi uscite, dai. 1, 2, 3. Che difatti a destra. Ok, vabbè, diciamo che ha funzionato lo stesso. No, 警戒して no. Cazzo. 耐えてみせる。 Ah, vabbè, solo uno. Però stai facendo male. Ah no, sono due. Cazzo di tua sorella. Ragazzi, 回復を優先して porca puttana. Ho capito. この力で。誰か回復してあなたのこの力で熱風残り1体さすが私逃がすか。行くぞ。大丈夫か。オンに切る。ありが Lei とう。 non verrà curata. 落ち着く。風よ。マスクドダンサー Minchia quanti danni mi hanno fatto. ちょっとかっこいいとどめだったね Penetra armature per il cavaliere, ok. いい手応えだ。 Livello a forza e un livello a resistenza. これで終わりか片付いたな Ok, ho sentito un rumore strano. Non ho capito se era il gioco o qualche notifica. No, tutto a posto. Ok. A questo punto ne uscirà un altro. いいもの拾ったわね Va bene, molto meglio così. Allora. A questo punto torniamo di là. Quindi di qua, a destra. Andiamo qua a sinistra. Attacco a sorpresa. Oh, stracci con muschio. Ok. Allora c'è un signorotto. Un giovane Mustari. Va bene. Senti, imbecille, noi comunque ci stiamo provando, eh.
Fermati là. 敵がいるな。敵に見つかったよ。接近戦だ。やるじゃないか。 Ci togliamo uno da mezzo. E uno e un verme. Ok. 捕らえた。詰めるよ。一気に攻める。やるじゃん Ah, ok, ottimo, ottimo. Ottimo. Problem solved. Dobbiamo solo non farci prendere. Allora. C'è il signor gatto. Iniziamo a parlare con lui. Quindi da dentro eventualmente si farà il giro dall'altro lato. C'è qualche passaggio sopra che ci porta dall'altro lato. Poi c'è da andare in alto a sinistra. Ok, comunque c'è ancora da esplorare. Allora, どうする？ vediamo un po' dalle note. Allora, questo no. Ok. È debole al fuoco. Ok, allora. Se noi facciamo così, fuoco già ce l'abbiamo. Strollo. Vedi fuoco per il turno e vediamo se funziona la tecnica per gli attacchi fisici. Tu ti attiri tutto. Fai un pochino di patra. E tu mi fai fuoco e un po' di cura. Ok. Allora dovremmo farcela così. Eccolo qua, uccellone. どうやらやるわい。 Ah, ok, ti mette quale gruppo vuoi, giustamente prima, ok. Allora, andiamo noi. Lei perché comunque è una sua quest. Stroll e Hulkenberg. Fatto. È buono così senza che se ti dimentichi di cambiare il gruppo poi devi andartelo a riselezionare, va bene. Allora, uccellone, fuoco. 歌姫の華麗な舞台やってやるんだから燃えなさい。正義の拳を叩き込んでやる。手加減はなしだ。炎の力 Così, 死の我が正義にかけて。 poi ti prendi gli attacchi. 恥ずかしこの力で力を貸して。 Va bene? Va benissimo. 炎よ。すぐ楽にしてあげる。この力で豪華よ。正義王者の力。 Allora, facciamo la prova. Al momento tu li prendi. かすり傷だ。 Suka. Suka.
Allora, 任せた diamo よ un po' di difesa a tutti. 守りの力を頼りにしてるさすがだな落ち着く Poi, 燃えろ poi lo guadagniamo da qua. 歌見てなさい Altro po' da qui. Combino energetico così ti si divisa la difesa. Ah, questo sei pure debole. Ah, che dispiacere. 貫け Oh, che dispiacere. Allora, sei stato scorretto. E non poco. 加減はしないこういう手もある No, mi dispiace. みなりやってやる Mi dispiace non funziona così. かよ Funziona così. この身に破れ状況を確認するます人のために死なせはしないありがたい助かったよ恥ずかしくコマンダー炎よ歌姫の体距離を詰めるわ王者の魂をここに Funziona così. E l'uccellone non c'è più. A posto. Un po' di incenso. 極めてそこの力 Ottimo. Ottimo. Nuova tecnica, maestro della schivata. Pugile di livello 20 e i PS massimi sono aumentati. Ok, rende impossibile subire un colpo critico dal nemico. Buono, 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 buono. Molto buono, molto buono. さすが私たちの隊長ねこれで島の人も悲しまずに済むわね早く知らせてあげましょ No, aspetta. うありがとね Signorina, devo fare un attimo il giro, eh. よし Immaginazione su 4 punti. E ci va benissimo. Siamo saliti al 17° posto. Ok. 一つ聞いておきたいんだけどあんたにとって Essere compassionevoli. 優しさかな Però che bisogna avere una grande forza, sì, ma bisogna pure saperlo un attimino utilizzare al meglio. 豪華ほら私って国民に大人気の歌姫でしょ Ok, dai, ci stai sbloccando il tuo social 追っ link. かけの Va 人が集 benissimo. まっちゃって Lo accetto con immenso piacere. 光栄に思いなさいっていうのは冗談だけどあんたのことを確かめられてよかった私たちって同じ目的を遂げるためにお互いの命を預けてる関係じゃないそれで改めて知りたくなったの私が助けたいものに Ok, tu ci puoi intortare facilmente come stai 一緒に facendo 戦ってくれてあり con が lo とう stronzo, però va bene. もちろん護衛の話は本当よこれからもよろしくね Dai, dai, strettina di mano. Ok. Sento una voce. 変幻自在の歌い手ジュナ彼女こそ仮面舞踏士の美徳を心に宿すもの彼女との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう Devo controllare se per la quest mi serve a livello 20, いるなら頼もしい Buried Interstellar, 10 anni. E penso che sono 10 anni che non me lo vedo, difatti. Mi sa una guardatina, me la devo rifare. Ok, la maschera danzante l'abbiamo sbloccata anche per le altre. あそうい実は言うたね Non ho mai sentito fare gli auguri così per qualcuno, Fabio. È un messaggio pubblicitario? こうありたいと思う姿をみんなに見せてる Niente, qualcuno starà parlando di me. Beh, bene, bene, fatelo, fatelo. 私を歌姫にしてくれるのだから Allora, adesso voglio vedere tu 私を隣に cos'altro sblocchi. きっと秘訣がわかると思うわね私の護衛さん No, ma un rewatch penso che lo faccio a breve. さ Da un po' che non me lo vedo. 見つかったことだしそろ No, dobbiamo ancora esplorare. Fermati un attimo. Allora, abbiamo un paio di cose da controllare a questo punto. Numero 1. どうする Benissimo, dobbiamo portare il comandante a livello 20. Quindi
Speravo fosse qualcosa per gli archetipi, però va bene anche così. Tutto ciò che ci dà il gioco va benissimo. Allora, punti massimi a sto punto li usiamo a lui. Qua non ci sono uscite segrete, quindi per andare da quell'altro lato c'è qualche altra cosa da fare. Allora, vediamo qua, ecco qua, e già c'è un passaggio qua per qualche altra cosa qua in alto. Ok, allora. Andiamo prima sul passaggio qua in alto. Ok. Facciamo fuori prima, visto che sono riapparsi i mostri a sto punto. Ok, un paio di attacchi però poi riusciamo a farti fuori. Ok, allora. E ripuliamoci prima sto piano, a sto punto. Ci farmiamo un pochino di punti esperienza. Suka. Vieni, vieni. Dai. Ottimo. Sono tutti punti a gratis così. Ma se Trump non rilascia la lista di Epstein Island stai a posto. Sì, ma quando escono fuori quelle cose fa... Vabbè, c'è troppo schifo e corruzione dietro. Non potrà mai uscire fuori la verità al 101% su ste cose. Dai, per sapere i nomi, per sapere le cose. Ma ci sarebbe voluto un attimo una volta uscito fuori il tutto. Purtroppo. Anche quello che sta succedendo adesso con Puff Daddy. Quindi, cioè... Che ci serviva l'ennesima prova che in un certo tipo di ambienti... No, che si nasconde lo schifo, ma di più. Che un conto è divertirsi, un conto è... passarsela, mettiamola così, però un conto è fare quello che è stato fatto, quindi ok, così abbiamo il passaggio per l'altro piano. Ah, ok, tu sei giallo, tu sei nuovo. Aspetta un attimo, muovere. Allora, se riesco a farti fuori a te, però a te non ti ho mai trovato. Vento? Oh, sei debole al vento. Aspetta. Ottimo. Dai. Noi che la facciamo? Ok, ottimo, meno male. Acquamarina e sonaglio elettrico. Cioè, guarda quanti cazzo di punti maestri ha dato. Ottimo così. 2 foglie luminose eroiche. Avanguardia infuocata. Danni magici da fuoco media a tutti. Buono. Buono, minchia. Allora, a questo punto completiamoci il piano qua. Tu sei un vero tesoro? O sei un mimic? No, vero tesoro. Rubino. E a sto punto c'è anche il passaggio per poter tornare di qua. Allora, la zona qua è molto farmabile, molto, quindi mo restiamo un pochino qua. Ah, aspetta, c'è pure un altro tesoro. Quindi di qua e a sinistra, ecco qua. Tu sei proprio un tesoro grosso. Abiti succhiasangue. Abito demoniaco che diventa più potente quando sangue di mostro viene versato su di esso. Recupera PS dopo aver sconfitto un nemico in una battaglia di squadra.
する。 A sto punto facciamo anche un controllino se qualcuno può avere qualcosa di meglio. Perdiamo la resistenza più 4, però su 30 punti in più all'attacco. No. Però me la suggerisce, dai. Proviamo. Vediamo un attimino come va. Oh, Yalan! Se fai fuori... Sì, lo so, solo che non ne voglio abusare troppo, che diventa eccessivamente facile poi. L'ho provato, l'ho sbloccato, ma me la sto tenendo indietro come classe, anche perché ho capito che quella classe lì te lo fa rompere il gioco. Diciamo, sto cercando di dosarmelo e godermelo per bene. Piano piano faccio salire tutti. Sarebbe mia intenzione sbloccare tutte le classi e potenziarle al massimo. Ora sto facendo il giro quello largo delle isole, ma non so tu dove sei arrivato. Tutta roba secondaria comunque, eh. Ah, dovevo fare così e così. E su altri 2 livelli. Allora, a sto punto, qui abbiamo esplorato tutto. Non c'è più niente da prendere in giro. E c'è solo da farmare adesso. Tu dove sei arrivato? Allora, però mettiamoci in assetto da farming. Aspetta però. Allora. Innanzitutto l'assetto da farming prevede quello che a noi serve far salire. Ah, ok, no, la cosa bella è che stiamo giocando tutte le persone che conosco che se lo so preso, pure il mio amico Gianmarco, siamo tutti quanti nella stessa zona. Quindi ci stiamo portando avanti la trama e sappiamo grosso modo le stesse cose. Io sospetto in un risvolto di trama, di spiegazione del mondo grossa. Ma bella grossa. Sai quando dici il puzzo proprio di cacca, quello grosso? Ecco, quello sto sentendo. Allora, noi andiamo col comandante, però lui è un comandante un po' fortunello. Poi Stroll a questo punto ci conviene. Ci converrebbe far salire il rango ancora, così prendiamo oggetti e possiamo potenziare le altre classi più velocemente. Però a Stroll io gli inizierei a far salire qualcos'altro anche. Oramai lui è il nostro pugile ufficiale, ci sta. Oramai mena, lo sappiamo. Però su cosa portarlo? Anzi, visto che ne ha parlato Alan. Così mena di più. Però questa già ce l'abbiamo, legame di ferro. Ladro. Ah, già, perché lui ha studiato un pochino le altre classi, eh. Allora. Maestro di spada. Anche perché tu poi insegni samurai, quindi... No, funziona solo con il personaggio principale. Ah, ok.
Allora, tu come li stai addestrando i tuoi? Vediamo un po' le persone qua che coppie hanno usato. Visto che c'è qualcosina di online, sbirciamo un po' gli altri. Allora, siamo tutti grosso modo allo stesso livello. Alcuni a livello 50, lui a livello 39. Solo con 3. La maggior parte delle persone oggi ha passato il tempo con gli altri. Ok. Allora. Un po' di aumento di mira a lui. Anzi, di precisione, non sarebbe male. Affare fatto. L'accendiamo. Oh, allora. È il trucco del... il trucco, è il menu dello Special Key. Anzi, se non lo conoscete, installatelo perché mi sta aiutando moltissimo a far girare meglio i giochi. Lo mettete, c'è un bel launcher all'inizio dove vi sistema pure tutti i giochi che avete installato sul PC e da qui potete muovere tutte le impostazioni relative a qualunque aspetto del titolo. Addirittura c'è proprio un fix specifico per Re Fantasio, quindi scaricatelo. Allora, Stroll va bene così. Comunque ti consiglio il guerriero perché la seconda classe del guerriero fa un botto di danni. Questo qua. No, voglio far salire qua perché poi mi ricordo, mi è parso di capire dai link che dovrebbe sbloccarsi il samurai qui. Quindi io il samurai in squadra lo voglio. Voglio vedere quanti punti almeno per far prendere questo. Voglio fargli arrivare il tiratore a livello 10, almeno da avere sta passiva per la precisione, che molte volte ho notato che Stroll quando mi mena i cazzotti o quando mi mena attacchi in generale non è sempre preciso al massimo. Quindi visto che qua abbiamo altri dungeon da fare, iniziamo a metterci queste in saccoccia e poi con lui passiamo qui, in modo tale da far salire queste qua. Lei mi deve fare un attimo quest'altro livello di cavaliere, così almeno abbiamo già il cavaliere a livello 20. Tu ti riposi un attimino e poi ti faccio entrare dopo, così mi sali l'assassino a livello 20. E tu invece mi continui a studiare un pochino per la maschera. Anche perché il ripristina punti magia ad ogni turno. Metti 2, popò, e recuperi un bel po'. No, ma ti ho detto io piano piano li farò salire tutti. Cioè mi piace a tal punto il sistema che mi metterò quasi verso la fine, come faccio con i titoli di Persona. Si vede dove si farma nel minor tempo possibile. Mi metto lì e me li faccio salire tutti al massimo. Ognuno avrà tutte le mosse ereditabili, tutto. Ci perderò proprio un sacco di tempo qua. E sinceramente avere un gioco che invoglia a fare anche tutte queste cose era da un bel po' che non capitava. Quindi un plauso ad Atlus. Seppure ne fai altri 4, 5, 6, così a noi ci va bene. Allora, a sto punto prima puliamo di qua. Ah, stronzo. Vai, venite, venite. Quindi un po' di carne. Devo rifare un paio di polpette.
Le polpette mi hanno salvato contro l'umano, quindi ecco qua. また成長 Ho し già た fatto un livello. Di qua c'è qualcun altro. Sì, c'è un gruppetto di qua. Ok. 捕らえたこのまま押し切る集めるよ少し減ってるぞ Allora, torniamo indietro. よし任せて。 Aspetta che non si sta... Ok. Che è quell'emoticon, Fabio? Che è successo? Sì, dai. Salviamo avendo sconfitto l'uccellone. Così siamo tranquilli caso mai succede qualcosa. Di qua c'è l'uscita. E rientriamo dentro. Sì, ma sto gioco poi più degli altri, guarda. È una bella avventura. Quando c'è da farmare è stato reso semplice, quindi tu pure se ti vuoi potenziare la squadra, poi ti metti così, ti fai il giro un paio di volte, qualche livello lo riesci a far salire facilmente. Quando ci sono le fight impegnative, il gioco ti dice aspetta, non fare il cazzone, concentrati e gioca bene. 敵がいるな Ci sono un bel po' di cose da fare nei giorni liberi. Il calendario mi sembra gestito bene. Poi a me piace sta cosa di gestire il tempo nei giochi. Qualche piccola pecca che gli posso trovare. Ecco, posso dire, nella sequenza che ho fatto ieri, pure quando è arrivata Gianmarco. Allora, è stata una sequenza di storia importante, grossa. もう残ってないわね。 Però se hai delle sequenze di storia così grosse da farmi vedere, con tutto il bene, ma è durata 40 minuti. Anche perché c'ho il tempo. C'ho l'ora in cui mi ha mandato il messaggio Gianmarco, in cui ha parcheggiato ed era sotto casa mia, quindi stava salendo. Lui è arrivato qua. Da quel momento io non ho avuto per altri 30 minuti buoni la possibilità di salvare, e non è un problema per me una cutscene di 30 minuti. Il problema è se già c'è un altro blocco di 40 minuti prima. Cioè, non posso fare un'ora solo cutscene senza avere possibilità di salvare e fermarmi nel frattempo. Quindi l'unica pecca, alcuni blocchi, mettergli un attimo di pausa e darti la possibilità di salvare, e quello lo avrei apprezzato un attimino. E poi, visto che pure lui ci sta giocando, mi è pure dispiaciuto che lui è dovuto stare di spalle, mentre io l'unica cosa che facevo era ascoltare i dialoghi e andare avanti per vedere di trovare la possibilità di salvare. 能力上昇。 Sì, un minuto senza pausa pipì. Sono io che ti saluto mentre vai al gabbio. No, è perché devo andare al gabbio. Perché ho dovuto modificare il gioco tramite cheat engine, perché c'è una quest buggata e mi sono dovuto aggiungere gli oggetti in maniera non autorizzata. Fabio. Io voglio bene Atlus. Però ho scritto anche ad Atlus. Tutti ne stanno parlando del problema di quella quest e non l'hanno risolto. Io il gioco ci dovevo giocare. Gli scheletri li ho sconfitti. Non è colpa mia se a livello di programmazione o per qualche magia nel mondo non riappaiono. Quindi se mi vogliono arrestare per questo sono colpevole. Contestualizziamola un attimo, però. Fabio, allora. A parte che mi avrei riscattato un baby e provvedo subito. Voglio solo vedere la strada per scendere giù. Ho preso una quest un pochino dopo aver completato il primissimo dungeon, e c'è un simpatico omino che ti chiede di prendere 8 teschi. Il problema qual è? Se tu prendi la quest ma ne completi prima un'altra, entrando nel mausoleo e facendo spawnare in determinati punti degli scheletri, una volta che li sconfiggi senza attivare la quest per i teschi, gli scheletri non si attivano più. Quindi la quest non la puoi completare. Il problema non era neanche una quest normale che tu dici la lasci lì, quando l'aggiustano
ti metti e te la rifai un attimo. Era una quest a tempo. Visto che c'è il calendario in gioco, si sarebbe arrivati al 30 luglio con la quest annullata e io che perdo una quest per un errore di programmazione. Ora, tu hai visto quando giochiamo in persona, mi conosci quando gioca un titolo che piace a me e devo fare tutto al 100%. Ho dovuto tenere fermo Re Fantazio un bel po', ho provato in tutti i modi, sono stato lì in tutte le salse. Fabio, ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili, niente. I teschi non riappaiono in nessun modo, il bug c'è tuttora. Quindi ho scaricato Cheat Engine, ho trovato sul forum dove postano i profili il profilo per Re Fantazio, c'era l'editor degli oggetti, mi sono aggiunto gli 8 oggetti per completare la quest e ho potuto finalmente continuare il gioco perché io non stavo giocando. Quindi ho usato il Cheat Engine, sì, lo dico, ma non è colpa mia, io non lo volevo usare. Però quella mappa l'ho fatta, quei nemici li ho sconfitti. Avvocato, ditemi voi. Io ho aspettato il numero legale di giorni, ho aspettato 2 settimane. No. Il problema è che ho scritto anche ad Atlus spiegandole per filo e per segno qual è il problema, anche dicendo guarda, fai arrivare solo sto messaggio agli sviluppatori. Mappa mausoleo, scheletri, spawn attivo. Bello sintetico. Bello proprio sintetico, semplice semplice. Risposta di Atlus, sanno del problema gli sviluppatori. Ok, ottimo. Stanno vedendo qual è la causa. Non ci interessa perché succede sta... Tu risolvi. Tu risolvi. Basta solo che metti nella mappa del mausoleo che lo spawn dei nemici deve tornare. Un po' ti metti là, studi, capisci come è avvenuto il problema. Però tu intanto risolvi. Allora, togliamo lei e mettiamo lui. E ci facciamo un altro livello 20. Il tiratore è già a 5. Allora. Aglia. Fatto male. Allora, adesso possiamo prendere prima il passaggio qua e ce ne sono 2. Uno ci vuole mettere tutta la calma e la buona volontà di questo mondo, ma se non aggiustate il problema io devo risolvere. Allora. Dai, vieni, vieni. Vieni anche tu. Vieni. Dai, dai. 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 Ok, come soldi 16.000, ok, va bene. Anche perché c'è quel villaggio per strada, quindi vorrei fare un po' di acquisti. Aglia. Da qua. Sopra poi ci sono andato? No, non c'ero andato qua sopra. Benissimo. Benissimo, ci sono un sacco di cose qua e non c'ero andato. Ottimo. Va bene. Possiamo scendere giù da 2 zone diverse. Attenzione.
づかれたんじゃない？Buono shopping, Fabio. Ci sentiamo dopo. Quando penso che oggi, visto che c'è pure un pochino di maltempo e non ho ricevuto ancora né inviti né... Oh, che fai stasera? Visto che mio fratello a breve deve andare pure al lavoro e si prende la macchina, mi sa che io stasera un po' di relax ogni tanto. Ora vado così, gioco un poco, anche io ci sentiamo stasera. Va benissimo, Alan. Tanto questo stavo dicendo, per tutta una serie di cose mi sa che proprio che rimango qua oggi. Allora, a questo punto riscendo giù. Tanto già solo con lui. Hai voglia? Allora, andiamo giù. Un po' di cura, meglio che ce la facciamo noi. Ottimo. Dai, dai. Salve. Ok. Venghi, venghi. Oh. Ormai con un attacco solo. Comandante 18, ottimo. Mi sembra non ce n'erano più. Ok, torniamo indietro. E qua è abbastanza tranquillo. Allora, tiratore 7. Dai, dai. 敵はもう残っていない。しばらくは安全だ。敵がいる。Livello 39, buono. Quello speciale non riappare. Sono uno. Due. Venghi, venghi. 3. Tutto effetto qui. Poi possiamo andare qui sopra. Lui. Anche il cavaliere magico sta prendendo un po' di maestria lo stesso e un po' di punti esperienza. Venghi, venghi. Ottimo. Va bene, livello 37. Quindi adesso quelli là e poi si può scendere giù, ok. Quindi di qua, sinistra.
E di qua. 敵がいるな。やるじゃないか。 Aglia. さすがだな。もう付近に A questo punto non lasciamo in vita nessuno. そこか。このまま落ちる。接近戦だ。うまい戦い方だ。 Sono bei punti che danno, Allora, どうだ。華麗な戦い方ね。敵がいるな。詰めるよ。役に立ちそうだ。 vieni. 華麗な戦い方ね。捉えた。 8, buono. Buono. 敵がいるな。一気に攻める。前へ。 Allora, voglio vedere un attimo una cosa. Ti manca pochissimamente poco, ok. Ci facciamo ancora prima. 気づかれたわ。 Vieni, vieni. 捉えた。 Eccolo qua. どうする。 Allora, a questo punto te mi vai qua. A posto. E mi inizi a farmare un pochino la situazione. このまま落ちる。どうやら力が育ったらしい。 Ottimo, ottimo. Allora, questa non è male. Allora, a sto punto tu, e anche tu, nonostante sei nelle retrovie, ti posso far imparare qualcosina. E beh, non sarebbe. Allora, visto che comunque tu molto spesso mi fai da guaritrice, iniziamo a farti pappoleare un pochino di punti. E tu invece mi fai salire un po' l'impostore. Sì, 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 vai, vai. Facciamo una bella combo con entrambi. Ok. E io ti ringrazio. Allora, a sto punto, visto che più ne sblocchiamo, più ci dai bonus. Allora, quello che abbiamo preso con lui, questi ci servono urgentemente a noi. Livello 20.
Resistenza aumentata di 2. Ok, questa cosa è sempre buona. A sto punto possiamo prendere il generale. なるほど興味深いこれはねいいか Eh sì, 頼んだ dobbiamo farlo. もちろん Abbiamo comunque una nuova forma.そうか Ok, この技があれば diventi un generale. Però mi diventi un generale con... Allora, sempre un po' di portafortuna. E andiamo un pochino così. Ok. 捉えた詰めるよこのまま押し切る一気に攻める Venghi. やるじゃない。 Ok, puliti tutti. Oh, それじゃあ任せて。 facciamo almeno questi altri giri. Apri Fortnite. Però sai che così mi stai tentando. Anche col gioco che gratta. Anche perché c'era che io tra un po' dovevo staccare, mi dovevo organizzare per mangiare qualcosa e poi tornavo e stavo pensando proprio a cosa fare. No, perché stamattina, Francesco, mi sono liberato, ho fatto alcune cose, ho detto fammi provare un attimo una cosa e ci ho perso un'ora e mezza. Sono accadute cose molto strane. Ho fatto una di quelle isole tipo escape room, non sapevo come proseguire da una parte, è apparso uno vestito da Spider-Man. No, Francesco è molto più particolare di quello che pensavo quel gioco. E così vado al lavoro stasera tranquillo. Tu fino a che ora sei disponibile adesso? Aglia. Cioè, quanto tempo hai? Se mi organizzo un attimino. 気づけたのか。警戒。 Quindi avresti di tempo fino alle 8. Ok. どうやら成長したよ Allora. 詰めるよかっこいいじゃない。 Facciamo così. Sono le 6. Mangiato, fatto. Ci abbiamo un bel po' di tempo. Ok, allora facciamo così. Stacco e vedo un attimo di mangiare qualcosa. Così sono libero e il tempo solo che mi organizzo per settarlo pure su OBS e giochiamo un pochino. Alle 8 tu te ne devi andare. A questo punto nel frattempo che mangio vedo se c'è Gianmarco stasera e mi regolo su cosa fare stasera e poi Re Fantazio lo posso completare pure dopo. Ok, va bene. Si può fare. Si può fare. Allora, farmi solo terminare sto giretto qua. Così vedi come funziona bene. 敵がこっちに気づいたわ。 Vieni, 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 vieni. やるわね。 Male che vada, ok, va bene. Allora, aspetta, facciamo così. よし 戻りましょう。 Allora, filo di Arianna. Faccio Salvino. Allora, Francesco,
Giusto il tempo che vado a mangiare e mi organizzo un paio di cose e ti ricontatto. Quindi tieni il telefonino vicino. Va bene? Non è che poi ghosti e mi appendi? Come fai di solito? Però va bene. Ok, ok.
Ciao.